Lettori del Messaggero Veneto, anche questa settimana facciamo il nostro viaggio tra i tifosi nel mondo del tifo, vediamo, perché siamo anche alla vigilia di una partita importante contro il Chievo, vediamo cosa si aspettano, ecco, da questa sfida, se sono preoccupati. Iniziamo chiedendolo a Elio Meroi, che è un tifoso, sì, è uno sportivo, fa migliaia di chilometri all'anno, vero? In bicicletta, è un appassionato di volo, è anche stato un collega perché ha lavorato in televisione moltissimi anni fa, nel Medioevo. Ecco. Insomma, un po' dopo. Ha conosciuto l'Udinese che noi più giovani magari non ci ricordiamo nemmeno. Forse non è neanche nata. Esagerato adesso. Forse dai. E insomma, però il cuore bianconero ce l'ha ancora. Quindi sì. Partiamo subito da domenica prossima, Udinese Chievo. Che partita sarà? Secondo me sarà una partita difficilissima, perché il Chievo verrà a giocare qui con più serenità, perché tanto probabilmente io penso che loro siano già rassegnati alla Serie B, insomma, no? Perché sarà solo un miracolo potrebbe salvarli. Secondo me loro verranno qui, daranno tutto anche per dimostrare che non sono una squadra che merita la Serie B, perché io penso che il Chievo è una squadra che non merita la Serie B. Avranno delle motivazioni diverse rispetto a noi, saranno più sereni, invece i nostri io penso che saranno più contratti, anche a causa del periodo negativo che stanno vivendo, perché al di là di tutto, delle lacune della squadra e tutto, c'è anche, direi, è stata un po' di sfortuna, no? Sono state delle partite che se andassimo a recuperarle, vederle, io direi che avremo un sacco di punti in più, cioè anche questo ha creato tutta questa situazione. Ma se ti dicevi, il Chievo non merita la Serie B, l'Udinese cosa merita? L'Udinese, guarda, come adesso non è, guarda, secondo me non è stata costruita bene questa squadra. E secondo me sì, se possiamo imputare qualcosa alla famiglia Pozzo, dico, ma scusate, avete costruito uno stadio bellissimo, avete detto che volevate anche di conseguenza stadio nuovo, anche squadra che ci portasse a un certo livello, invece strada facendo abbiamo visto sempre che abbiamo fatto le nozze con i fichi secchi, no? Qui a Udine. E, diciamo, un investimento vero e proprio in questa squadra non si è visto, e quello che non riescono a capire i tifosi, e anche io dico, ma dove volete arrivare, dove volete andare, cosa volete fare? Cioè questo che ci si chiede alla gente, cioè questo, sai, viviamo un momento di impotenza nei confronti della società, e ti dirò anche che i tifosi sono molto civili nel modo loro di protestare, no? Impotenza che poi non hai delle risposte dirette dalla proprietà, che ti dicono no, guardate, una volta c'era il Paron che tuonava, parlava e diceva sì, noi in futuro faremo questo, invece adesso c'è nessuno che parla, sì, c'è un progetto, ma un progetto, io direi un progetto astratto, non è un progetto concreto, dice noi vogliamo rimanere così in 8 anni e via, come magari l'hanno fatto con il Watford, che dalla serie B, non so come si chiama, l'hanno portato nella Premier League e stanno ottenendo anche dei risultati. Da dire che le capacità nella dirigenza udinese c'è tantissima, tanto di cappello, perché c'è anche da dire una cosa, un imprenditore friulano che si prende da qua, va in Inghilterra e fa questo tipo di operazione e gli riesce anche bene, bisogna dire veramente che sono veramente bravi, anzi sotto questo punto di vista potremmo essere orgogliosi come friulani. Non capiamo però questo, dove stiano andando, perché qui in regione, qui per l'Udinese non si adotti, e le strutture le abbiamo tutto quello che serve, ci manca la squadra. Senti, domanda secca, si salva l'Udinese? Sai che ho paura. Cioè tutti dicono, sì, ma si salva, è scontato. Non è così scontata la cosa, non è scontata. Deve fare 6 punti Chievo Bologna? 6 punti deve farli, ma poi bisogna avere anche gente che abbia mentalità a questo punto qua per salvarsi, perché se tu non hai la voglia di lottare e non ci tieni a questa società in un certo modo, perché sai, quando avevamo un gruppo di giocatori italiani c'era lo zoccolo duro cosiddetto, gli italiani che in qualche modo coinvolgevano tutti i giocatori, quelli stranieri, invece adesso sai c'è un mix di un po' di tutto lì e poi non c'è un uomo che comandi lì dentro in squadra, non c'è un uomo bandiera della squadra, non esiste questo. Secondo me questo è uno dei problemi più grossi che ha la società, perché
se andiamo a prendere uno per uno, certi giocatori delle qualità ce l'hanno, sono delle qualità, però è difficile riuscire a metterli insieme, creare da queste piccole qualità non si riesce a creare un qualcosa di concreto che porti dei risultati. Allora non resta che vedere come andrà domenica. Sì, Facciamo sì. le dita. Io quasi Speriamo bene. domenica vado in bicicletta, non vengo a soffrire dello stadio. Ma no dai, vieni a soffrire con noi. Ciao a tutti. Ciao.